Bene, eccoci ritornati in studio. Vi ricordo sempre la nostra indagine d'opinione, il nostro sondaggio che abbiamo lanciato online, quindi lo trovate sul nostro sito gruppotv7.com, sulle nostre pagine Facebook e appunto questa è la domanda che poniamo dopo il crollo dei titoli delle banche popolari venete. Il rimborso ai correntisti proposto è un 15% subito, quello che propone la banca. C'è una proposta invece che viene avanzata dall'Adusbef che dice il 15% subito e poi il 35% spalmato in 5 anni. Potete partecipare anche voi, potete votare e dopo alle 22:45 chiuderemo il sondaggio, vedremo com'è andata, anche se stiamo vedendo già che la percentuale diciamo è indirizzata dalla parte del 50% del capitale investito in 5 anni. Allora, come dicevo prima della pubblicità, adesso sentiamo cosa ci ha detto Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in proposito delle popolari venete e di quello che sta succedendo in questi giorni, quindi della scadenza dell'offerta transattiva. Sì, è l'unica soluzione disponibile e io mi auguro anche che vada a buon fine. Certo so che non è considerata soddisfacente da parte dei risparmiatori e lo capisco e me ne rendo perfettamente conto ed è assolutamente comprensibile che ci sia questa reazione. Però siamo di fronte a un passaggio molto delicato. E più risparmiatori condividono, accettano la transazione, più abbiamo le condizioni per un rilancio della banca, cosa che poi tornerà utile anche a tutti coloro che sono rimasti correntisti o comunque resteranno con le obbligazioni o con le azioni della banca, perché il nostro obiettivo è far ripartire queste due banche in maniera tale che ne guadagni l'intero territorio. Quindi l'adesione alla transazione, anche se, lo ripeto, capisco non essere soddisfacente, può essere un veicolo per poter migliorare poi in futuro. Aggiungo anche che questo direi necessario perché si è ingenerata nei giorni scorsi un equivoco secondo il quale l'eventuale arrivo dello Stato potesse migliorare queste condizioni. Purtroppo non è così, perché le regole europee impediscono agli Stati membri di stornare risorse per gli azionisti. Quindi il momento è questo. Ecco, professor Bettiol, come commentiamo? Allora, per Baretta questo è un passaggio obbligato, l'unica soluzione percorribile. Vorremmo sapere sulla base di che cosa vengono fatte queste affermazioni. Possono essere vere come possono essere non vere. Certo, lei capisce che non possiamo più fidarci di quelli che sono i dati che vengono offerti. Ora, è chiaro che il 15% è una misura assolutamente insufficiente e, ripeto ancora, lascia fuori parecchi altri risparmiatori. Probabilmente le banche dovrebbero fare uno sforzo maggiore, chiaramente. Chiaro, il 100% mi sembra sì, una misura utopistica, ma uno sforzo maggiore per avvicinarsi a un ristoro quantomeno dovrebbe essere fatto. Se sia possibile o non sia possibile, chiaramente noi viviamo su quello delle informazioni che ci danno i giornali. Chi informa i giornali, questo è un altro problema. Quindi non possiamo altro che dire, così non va, poi vediamo. Certo. C'è una procura che funziona, no? A Vicenza, non dà notizie di quello che sta succedendo? No, sì, il procedimento è in corso, ho avuto anche occasione di parlare con il procuratore che persegue. Le indagini sono abbastanza complesse, perché il problema anche di queste cose è che non è che siano indagini facili, cioè una volta che ci si sposti dal piano giornalistico, dal piano così
della gente comune, ma ci si sposta sul piano giudiziario, le cose diventano terribilmente complesse. Ecco, quindi sono in corso comunque il completamento delle indagini, per cui... Ma la procura è attrezzata per farlo oppure ha carenza di personale? No, la procura si serve carenza... di consulenti, non è che abbia un personale proprio che fa di consulenti e poi attualmente la polizia giudiziaria, la guardia di finanza e via dicendo, ma non è che le procure abbiano del personale addetto specificamente a queste cose, quindi tutto in funzione dell'attività del consulente. Sì, sulla complessità dei reati, allora sì, questo è senz'altro vero. È anche vero però che chiunque legga le lettere, anche solamente le lettere che le banche inviavano periodicamente agli azionisti, caro socio ti scrivo per rappresentarti, si rende subito conto che quelle che sono comunicazioni sociali erano lettere assolutamente destituite del minimo fondamento, e quindi secondo me già solo in quelle lettere ci sono gli estremi del reato di aggiotaggio, che appunto che è il reato che commette chi diffonde informazioni false al fine di fare in modo che quel qualcuno compri le azioni, insomma, questo detto in parole non tecniche. Ci sono determinate lettere, ad esempio quella del settembre 2014, in cui appunto era già scoppiato tutto, in cui il presidente della Popolare Vicenza diceva ai soci che era tutto a posto, che la banca era stata promossa tra le migliori banche europee. Ecco, quelle sono comunicazioni sociali palesemente false, e quindi insomma, secondo me già solamente per quello il procedimento poteva partire con il vento in poppa, diciamo. Invece sono passati 3 anni, siamo qui che aspettiamo. Certo, considerando che i primi esposti poi sono in proposito. Sì, però c'è la valutazione tecnica sulla idoneità delle informazioni a modificare il corso dei valori, quindi non è così semplice in realtà. Certo, ecco, professor Casen, quello che è mancato soprattutto è stato comunque l'azione di controllo sugli stati, cioè chi doveva controllare non ha controllato. Il problema è chi controlla chi e chi è il controllore, che interessi ha, ecco perché si vuole esporre, ma credo che abbiamo il dottore è altamente competente in questo senso, cioè guardi, che cosa è stato cosa non è stato fatto per tutelare non è stata fatta nessuna azione di vigilanza, e proprio a questo caso qui, no, sempre perché si parlava prima che non è proprio così inconsistente il discorso di quello che è andato fuori, perché io non so, adesso io non sono un avvocato, quindi non giro per i tribunali eccetera, io non so se la magistratura in questo momento abbia fatto, stia andata a verificare come abbiano collocato la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca le famose BGF, che sono le BlackRock Global Funds, di cui loro erano tenutari. Perché queste bellissime azioni di collocamento sono quelle che permettono la cosiddetta estrovestizione, ok? Benissimo, allora io vorrei capire... Cioè, spieghi... dobbiamo sempre essere un po'... Dobbiamo usare parole semplici. Io per esportare il denaro all'estero... Torno su quello che ho detto prima, i soldi, l'NPL, sta roba che ci stanno smenando sui giornali, che continuano a dire che le azioni, le obbligazioni non possono essere rimborsate perché il valore della banca non è quella. Allora, la banca ha un valore, lo ha sempre avuto, ok? Nel momento in cui il valore non è più quello perché ci sono i cosiddetti crediti insolventi, ok? Significa che loro i soldi li hanno dati a qualcuno per fare qualcosa. Non sempre li hanno dati perché ci sono i disgraziati e forse questo è uno dei modi, visto che non li pubblicano, no? Non sono proprio tutti questi disgraziati che hanno fatto male l'impresa. Forse qualche volta la banca molto probabilmente ha speculato male o si sono spartiti il bottino. O ha speculato male volutamente perché da qualche altra parte la specula fatta male, ha capito, ha dato qualcos'altro. Allora queste BGF, che è questa bella società che si chiama BlackRock, che in Italia sta comprando banche, e qui no, siccome stiamo parlando di banche che si devono fondere, che devono essere vendute e collocate, no? Però nessuno tira fuori questi discorsi qua e dico: ma scusate un attimo, sti signori, Veneto Banca numero 1, Popolare di Vicenza numero 2, che è quella che stiamo parlando adesso, ma l'elenco delle BGF, delle banche aderenti è lunghissimo, comunque si può trovare in internet tranquillamente. Prendiamo questi due qua, sti signori, siamo andati a vedere come questi fanno i collocamenti di questi titoli BGF, che sono quelli Chi dovrebbe farlo questo?
dovrebbe farlo la finanza, perché se stanno indagando, mi pare di aver Guardia di capito che finanza, stanno indagando, andremo a capire come ha maturato le perdite, com'è che hanno depauperato il capitale della banca, cioè ci sarà un perché, no? O mi mettono i crediti, e quei crediti insolventi siamo andati a capire come sono stati dati, a chi sono stati dati. Ma De Franceschi, ancora chi è che deve fare questo lavoro qua? Questo è il lavoro qua. Allora, in origine doveva farlo la Banca d'Italia, abbiamo capito che la Banca d'Italia non l'ha fatto, e i famosi revisori e via dicendo, e i controlli interni, perché qua in Italia viviamo con un bel meccanismo, che chi fa i controlli è pagato dal controllato, e anche lì ci cappotiamo da ridere, facciamo questo discorso qua. Hai capito? Cioè, però è pagato dal controllato in libero mercato. Allora parlo di colleghi che fanno i revisori all'interno dei CDA delle banche, che sono al libero mercato, quindi cioè vuol dire che devono svendersi per andarsi a prendere la sedia, lo scranio, e quindi cosa succede? Quando ti svendi non è che sei un attimino qualificato, libero, indipendente, eccetera, primo aspetto, ma questo lo dico con tristezza, non per i colleghi, lo dico per tristezza di meccanismo, cioè fai la revisione, ma anche oggi succede questo, fai revisione, fai controlli, ti paga chi ti chiede il controllo, punto, perché l'ottica è diversa, io devo tutelare chi mi ha incaricato al controllo, non la ditta che mi è committente del controllo, cioè, ma è una roba basilare, la capisce anche un bambino all'asilo, però qui in Italia c'è questa norma. Dall'altra parte, siccome questi controlli sono stati fatti così, adesso ci sono avvocati, per cui quante comunicazioni sociali farlocche, quanti libri sociali imbucati, quanti revisori e note dei revisori, perché poi c'è anche la cosa fantastica dell'Italia, che abbiamo la norma anticorruzione o altre norme del genere che producono dei bei tabelloni, no? Dove nessuno va a controllarli. Allora, quante di segnalazioni dei revisori sono state prese in considerazione dalla Banca d'Italia? Perché a me suona stranissimo che nessun revisore non gli è venuta la mosca al naso e ha cominciato a scrivere: questa operazione è di dubbia natura, e la Banca d'Italia, leggendo la revisione, ha detto andiamo a verificare. E questo è chi deve fare i controlli, però rimane sempre il problema che questi BGF nessuno le va a controllare, non capisco perché. Certo. Avvocato De Manincor, allora, cioè, è questo il comportamento, è quello che è successo, è quello che sta succedendo ancora, questo è il modus operandi? Sicuramente non si può non dare conferma a quanto detto, cioè nel senso che questa crisi non nasce, come già detto, da ieri o comunque ma da anni. La Banca d'Italia, la Consob, chi doveva fare la vigilanza l'ha fatta molto molto blandamente, perché non è vero che qualcosa non sia stato, diciamo così, evidenziato, ma a fronte di varie segnalazioni anche dei consumatori, delle associazioni che da anni fanno questo tipo di segnalazione qua, di fatto poi non si è andato a fondo, o comunque ci si è fermati, diciamo, a una semplice segnalazione. E quindi questo poi ha creato tutto questo meccanismo. Mi scusi, perché trovo interessante. L'anatocismo è un reato? No, l'anatocismo non è un reato. L'usura sì, però l'usura sì, benissimo. Sì. Allora, è stato modificato l'articolo 46 del TUB, del testo unico bancario, dove c'è scritto che l'interesse non può generare interesse. Sì. Perfetto, questa è l'Italia. Bene, il 3 di agosto hanno fatto la circolare dove hanno concesso, cioè è incredibile, hanno concesso alle banche la possibilità di commettere questo tipo di cosa che non è permessa, purché il cittadino mongolo, scusate il termine, firmi la cosa. Ecco, questo è il termine per parlare a chi è a casa. L'altro problema è che quello che è vero è che anche noi, ma ci mettiamo noi cittadini, siamo poco informati, ma non solo poco informati perché non abbiamo voglia di essere informati, perché evidentemente c'è una farraginosità cambiando, e come adesso si firma per questa cosa, e così ci hanno fatto firmare. Ma la prosecuzione di un dramma che abbiamo già vissuto, che rivivremo. Ecco, anche questa transazione, ad esempio, se chi aderisce alla transazione ha diciamo un compito burocratico abbastanza impegnativo. Questo sì, devi aderire, devi rinunciare, poi ti dicono che ti danno quant'altro, quindi così, ma comunque di fatto poi dopo tu, una volta che hai aderito, ti danno quello che ti danno, continui ad essere azionista, se sei azionista, senza effettivamente poi spiegarti che cosa poi succederà, perché questa è
Mi scusi, la perché verità. sempre sul giornale, perché io anche lì 100, non so quanti milioni, nessuno controlla che stanno spendendo sui giornali, Corriere, Nuova Venezia, Sì, Gazzettino, per fare sta bella pubblicità, cioè dateli alla gente, non spendete sulla pubblicità, e scrivono una proposta onesta e concreta. Cosa ha appena detto? Onesta e concreta. La transazione molti cioè in molti articoli viene anche proposta quasi come un atto di responsabilità, no? Per salvare gli istituti, e quindi di conseguenza o no? Guardi, su questo mettiamo un velo pietoso. Qui c'è un'informazione che fa ribrezzo. Dire ribrezzo è dire poco, perché vanno sempre a chiedere all'interessato, voglio dire, alle banche o ai loro amministratori, non vengono mai a chiedere a me. Io modestamente sono conosciuto in Veneto come uno dei pochi che si è sempre contrapposto alle banche, ma non da adesso, lo sapete voi, da almeno 10 anni sono solo io che ho iniziato veramente questa battaglia. La vera battaglia contro le popolari è iniziata poco più di un anno fa. Beh, voi credete che la RAI non mi ha mai chiesto un parere, un qualcosa? Ma Bellucco cosa ne pensi? Niente, la RAI, ma questo vale anche per le altre testate giornalistiche di carta stampata, eccetera. Io ringrazio voi che mi avete invitato, ma ci sono altre testate televisive che non mi invitano, io ringrazio altre che mi invitano molto più spesso, ma non c'è nessun problema. E il problema è questo qui, che si gioca tutto sugli NPL. Questo è un NPL, signori, questo è un NPL che la banca interessata, che si vede anche il nome, ma non me ne frega niente, va bene, non li vedrà mai. Questa è la Banca Popolare di Verona, questa è la Banca Popolare di Verona, va bene, ma sono tutte uguali, perché lui che sa queste cose qui è un professionista onesto, va bene, e le sa, perché sa che c'è l'anatocismo e c'è l'usura. Ora noi mercoledì prossimo, il 29, c'è il primo processo in Veneto per usura, e sono 21 anni che è in vigore questa benedettissima legge, che è di una chiarezza lapalissiana, dove per commettere il reato si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese. Non più chiaro di così non c'è nulla, va bene? E no, perché la Banca d'Italia dice che bisogna calcolare sull'affidato e non sull'utilizzato, perché sennò ci vuole che alcune spese devono essere espunte, perché... Ma cosa? È per quello che notizia che è passata sotto silenzio martedì scorso, 3 giorni fa, è stato rinviato a giudizio per usura per averla commessa in ambito bancario, quindi per un reato che può costare fino a 15 anni di reclusione, un certo Alessandro Profumo, va bene, lo stesso giorno che è stato nominato alla guida amministratore delegato. Ma quello che noi vogliamo dire è questo: i 190 miliardi che le banche reclamano sui crediti deteriorati, a parte quelli sopra una certa cifra, perché è chiaro che se hanno dato i 2, 3, 5, 10 milioni, 56 milioni come a certi personaggi che abbiamo visto sui giornali, è chiaro che quelli li devono dare indietro, ma i cosiddetti crediti deteriorati che si sono formati, diciamo, con scivolamenti in rosso, spese non dovute, non lecitamente pattuite, e qui vedo il mio collega che fa naturalmente, annuisce in continuazione, eccetera, e giochi di valuta, e tutta una serie di giochetti contabili che non fanno altro che ingrossare questo debito che non c'è. Glieli contestiamo tutti alle banche, gli facciamo la denuncia penale per usura, dopodiché se continuano nell'azione di recupero gli facciamo la denuncia per tentata estorsione. Questo sono 2 anni e un mese che non ce lo chiedono più, per un semplice motivo, perché sanno che noi gli facciamo la denuncia per tentata estorsione. E non solo per questo, e noi oggi abbiamo anche il conforto di una risposta scritta a un'interrogazione parlamentare fatta addirittura dal ministro Padoa, che ci come si può dire, che ci rasserena sulle nostre convinzioni, cioè che anche le commissioni di sconfinamento rientrano nel calcolo del tasso soglia di usura, quello che fino a qualche tempo fa c'era qualcuno che diceva no, perché vengono messi in maniera saltuaria. No, rientrano tutte nel calcolo del tasso soglia di usura, tutte, e come ho detto prima, la Banca Popolare di Verona gliele possiamo contestare tutte. I cittadini si accorgono di questo? No, come fanno a accorgersi se non c'è nessuno che glielo dice? Cioè, se non sentono Alfredo Bellucco o chi è onesto intellettualmente come l'amico Franceschi, eccetera,
Non possono saperlo, perché non c'è, la maggior parte della gente non è onesta intellettualmente, non dice che l'usura è un reato penale, che se commessa nell'ambito bancario, non esiste, per esempio dicono è accusato di usura bancaria, non esiste l'usura bancaria, esiste l'usura criminale e l'usura commessa in ambito bancario dai banchieri e dai bancari a vantaggio delle banche. Certo, ecco. Belluco, il problema è però che il cittadino che arriva in banca o magari gli arriva l'estratto conto a casa, non è in grado alla fine di capire effettivamente che cosa sta facendo l'istituto di credito. Ma scusi un attimo, un cittadino deve avere una competenza. Dopo parleremo anche di questo. Allora, perché si parla in gergo che il cittadino non possa capire. È una premeditazione da parte delle banche, da parte dell'aspetto finanziario. Il cittadino non deve capire, deve essere tranquillo perché può essere manipolato. Se io lo metto in allarme, se gli spiego i rischi che ha, certamente non sottoscrive tutte le porcherie che le banche gli mettono sotto. È finita l'epoca dove la banca era una sorta di santuario dove mettevi i soldi e li ritrovavi magari con qualche interesse in più, eccetera. Le banche oggi sono delle truffe vere e proprie e quindi peraltro siamo obbligati a stare dentro a questo contenitore, perché lo Stato non ci garantisce una banca che è il savallanaio. Poi c'è la banca d'affari dove metti i soldi, rischi, porti a casa gli interessi maggiori, però sai che puoi anche perdere, così come va in borsa. Invece ci devono essere degli istituti bancari che raccolgono il denaro e mi garantiscono che è mio e non lo perderò mai, perché sono obbligato a metterli in banca, perché io non posso tenere i soldi a casa, io non posso andare a pagare più di 1.000 euro, se compro una lavatrice che costa 1.200 euro, io non posso pagarla in contanti, perché è vietato. Perché c'è questa famosa mafia che se spendi di più tu come cittadino andiamo a arricchire le mafie, sono questo sorta di terrorismo, quando invece la vera mafia che sta dietro a questo meccanismo è la banca stessa. E questo è il problema, cioè stiamo raccontando delle favole, ma chi è che può smentire queste favole? Il Sole 24 Ore che è indebitato fin sopra i capelli, che ha fatto truffe da tutte le parti, che titolo, il giorno che Sole 24 Ore ci racconta, perché ha personale specializzato per farlo, il giorno che ce lo racconta le banche gli chiudono il conto, lui chiude la testata, è finito, cioè il Gazzettino ha problemi di finanza, io penso che sì, come tutti i giornali hanno i loro gravi problemi, quindi io alle banche posso dare uno sculaccione, ma non posso sparargli addosso. C'è da dire però che è tutto il sistema che è da ripensare, perché noi adesso abbiamo le popolari venete in testa naturalmente perché sono quelle che riguardano il Veneto, riguardano appunto noi da vicino, però in realtà se ampliamo un attimo l'orizzonte vediamo che Unicredit ad esempio l'anno scorso, che è la seconda banca più grande d'Italia, ha bruciato in borsa circa 18 miliardi di euro, la seconda banca più importante d'Italia. L'azione di Montepaschi Siena è la terza banca, l'azione di Montepaschi valeva circa 10 euro nel 2015, adesso vale 15-20 centesimi. Abbiamo poi ad esempio l'azione della Cassa di risparmio di Genova che valeva nel 2014 65 euro e adesso vale 30 centesimi e nel frattempo il presidente è stato condannato a 8 anni e 2 mesi per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Abbiamo poi la Cassa di risparmio di Cesena, anche lì le azioni valevano circa 20 euro qualche anno fa, adesso valgono 50 centesimi. A Ferrara, qui vicino, c'è stato appunto il bail-in sulla Cassa di risparmio di Ferrara, quindi non sono solamente le banche venete, cioè ce ne sono migliaia di casi, migliaia forse no, comunque insomma decine se non centinaia di casi in Italia di banche appunto che sono andate in stato di decozione. E forse la cosa che infastidisce maggiormente, che è da stigmatizzare appunto in maniera particolarmente evidente, è il fatto che la vigilanza è sempre stata in qualche modo complice, perché queste banche com'è che sono state mantenute in vita? Sostanzialmente facendo appello al mercato, cioè chiedendo appunto al mercato di aderire agli aumenti di capitale. Montepaschi ad esempio ha fatto circa 10 miliardi di euro di aumenti di capitale negli ultimi 5-6 anni, che sono andati tutti spariti.
La Popolare di Verona, ad esempio, ha fatto circa 4 miliardi e mezzo di aumenti di capitale e adesso la banca ne vale meno di 2, cioè abbiamo fatto 4 miliardi e mezzo di aumenti di capitale e il valore della banca è meno di 2 miliardi. La Vicenza ha fatto l'aumento di capitale di 1 miliardo e mezzo, ha perso 800 milioni con il bilancio scorso, adesso i bilanci, le Popolari Venete non li hanno ancora presentati proprio perché non sono in grado di quantificare l'impatto del litigation risk sui bilanci e quindi stanno appunto aspettando la chiusura delle OPT, delle offerte di transazione. Quindi insomma ecco, è il paese, perché poi il sistema bancario è connesso in maniera assolutamente indissolubile con il sistema paese, è il paese che è a un passo dalla bancarotta, a noi ci continuano a dire che l'anno prossimo andrà meglio, che cresceremo, insomma, ogni anno si vedono i titoli dei giornali, no? L'anno prossimo l'economia crescerà, l'anno prossimo andremo meglio, poi vedete dicono sempre l'anno prossimo ancora, l'anno prossimo ancora. Bisognerebbe prendere atto del fatto appunto che ormai il sistema paese è andato, non si può più fare nulla, bisognerebbe che appunto chi ci governa dichiarasse il rischio sistemico, chiedesse l'intervento del Fondo Salva Stati, che è quello che hanno fatto ad esempio Spagna, Portogallo e Irlanda e hanno risolto, perlomeno a quanto è dato sapere, i loro problemi. Le banche ad esempio in Spagna si sono fatti prestare 100 miliardi nel 2014, però sembra che adesso funzionino in maniera decente. E invece noi andiamo avanti così, quando potevamo chiedere gli aiuti di Stato, perché adesso in base alle regole europee non lo possiamo più fare, non lo abbiamo fatto. La Germania ad esempio, la Germania c'ha delle banche che sono messe malissimo, che erano, c'era la Deutsche Bank che è la banca più importante, che ha derivati per una quantità assolutamente, ho sentito una volta che ha derivati per una somma pari a 500 volte o forse 50 volte il suo PIL. E poi c'è anche la Commerzbank, che è un'altra banca grossissima, che anche lì hanno dovuto fare delle cose incredibili, hanno dovuto prestare una quantità di soldi. Cioè la Germania ha stanziato 250 miliardi nel 2013, nel 2014 per le banche. Per le banche. Sì, quando si poteva fare aiuti di Stato, loro sono furbi, loro sono furbi, cioè sanno stare al mondo. Noi ne abbiamo stanziati 15, perché secondo i vari ministri, secondo gli esperti, il sistema bancario era a posto. E invece oggi probabilmente è una bomba ad orologeria. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma torniamo subito, dopo parleremo anche appunto del rischio del bail-in e anche delle Popolari Venete, anche se vale la pena mantenerle e che ruolo hanno nell'ambito della nostra economia regionale. A tra poco.